funzione, diceva al bambino, a quella persona che lo portava addosso non succedeva niente. Quindi in questo caso aveva la funzione protettiva, quindi Sì, proteggere il bambino dal malocchio e proteggerlo quindi dai mali che dall'esterno potevano arrivare. Allora, questa sfera che vediamo qua, che è dei Nossiriana, la troviamo in quasi tutti gli amuleti, in tantissimi amuleti. Ad esempio, sempre tornando al bambino dalla tenera età, in Susuna Zulu, qua la troviamo incastonata. Anche questo è un piccolo sonaglietto che il bambino agitava, il tintinnio dei campanellini. E avrebbe dovuto mandar via... Certo, sempre il tintinnio dei campanellini. Come era realizzato questo? In argento? Sempre sì, sempre la maggior parte degli amuleti erano tutti realizzati in argento. Tutti in argento, in filigrana e in argento. Poi lo troviamo ad esempio inserito in uno scapulario breve, breu, questo è Salezeta di Olollai, per fortificarne quello del potere che avevano, magari all'interno c'erano delle preghiere, sempre degli scritti ecco, che tenevano per proteggere la persona. In più qua ci mettevano addirittura sempre l'occhietto di Santa Lucia e su Pinnadeddu per renderlo più efficace. L'occhio di Santa Lucia, anche qui c'è proprio tutta una tradizione che prosegue anche oggi, perché l'occhio di Santa Lucia anche oggi è ricercato per poterlo indossare, in qualche modo ci si sente protetti. Ne parliamo ancora dopo la pubblicità. Visto che ne stiamo parlando con le riproduzioni artistiche di Nanni Rocca, voglio anche farvi vedere le immagini poi originali proprio di questi oggetti che oggi vediamo da te riprodotti, che sono in mostra, quindi sono oggetti che tu hai riprodotto studiando poi la tradizione. Questi sono invece quelli originali, sono tutti oggetti di fine 800, primi 900, che ripropongono appunto proprio ciò di cui stiamo parlando adesso con voi. Riprendiamo dall'occhio di Santa Lucia, che ha un significato presente nei secoli. Nanni? Sì. L'occhietto di Santa Lucia, ad esempio, io parlo eccolo qua, che bisogna fare attenzione, l'occhietto di Santa Lucia, perché l'occhietto di Santa Lucia racchiudeva una sorta di reliquario, dove all'esterno c'era o del broccato benedetto oppure un'immagine sacra. Ad esempio, io sono di Gavoi, Cuore della Barbagia, Ollollai, Fonni, Ovodda, Lodine, Sarule. Là non portano il bambino fuori di casa quando nasce se non ha l'occhietto di Santa Lucia. Sì, la nonna si precipita subito per prendere e metterlo su al bambino per poterlo... il bambino fa uscire fuori di casa. Molto interessante l'occhio di Santa Lucia per il fatto che è l'opercolo di una conchiglia, la Turbus rugosus, e in qualche modo la conchiglia ha sempre rappresentato quella che è la fertilità, la fecondità. E poi è interessante che tutto sia stato cristianizzato, perché si dice appunto che il martirio di Santa Lucia, in una delle versioni, praticamente lei era stata promessa sposa di un nobile, poi a un certo punto fa un voto a Sant'Agata e fa voto di verginità, di castità, e in qualche modo non vuole più sposarsi. Allora la denuncia il futuro sposo praticamente all'autorità, perché c'erano le persecuzioni cristiane e nel martirio si dice che gli vennero cavati praticamente gli occhi. Allora è diventata praticamente anche l'occhio di Santa Lucia proprio cristianizzato, e di questi elementi cristianizzati sono praticamente tantissimi. Noi li troviamo ad esempio anche in diverse chiese della Sardegna. Interessante vedere ad esempio dei santi che sono in qualche modo adornati di amuleti. Ad esempio Sant'Isidoro di Mamoiada, nella chiesa della Madonna del Loreto, ha una cavalletta. Qui vediamo una cavalletta che proteggeva praticamente i campi. Oppure abbiamo un Gesù bambino del Cica, sempre del XX secolo, che è della chiesa di San Michele ad Alghero, che ha tutta una serie di vaghe sferiche di corallo, di rametti di corallo. Quindi c'è un mix tra religiosità popolare